Buonasera, diamo il benvenuto a Marina Massironi, attrice teatrale e cinematografica amatissima. Ricordiamo i film di Aldo, Giovanni e Giacomo e anche uno degli ultimi, Pane e Tulipano. E, fra poco ci sarà un reading che è tratto da un libro di Lidia Ravera, La somma di due. Ce ne puoi parlare e perché l'abbiamo scelto proprio per questo festival in cui al centro ci sono le rinascite? Perché è la storia di due sorelle adolescenti divise dal divorzio dei genitori che vengono allontanate, una va con il padre a vivere a Parigi e l'altra sta a Roma con la mamma e cominciano a scriversi, anzi non possono fare altro che scriversi, siamo negli anni 90, quindi non c'erano neanche i telefonini, i mail, non c'era niente. Per cui si scrivono delle lunghe lettere e attraverso questo percorso di corrispondenza arrivano a maturare una rinascita comune. In un momento di grandissima difficoltà, che è quello appunto dato dal divorzio dei genitori, loro riescono a rinascere attraverso questo periodo fatto di lettere e di scambio e di apertura, insomma. Quindi in questo senso si può intendere la rinascita in questo libro, insomma, in questo testo che noi abbiamo letto tanti anni fa. Lo facciamo io e Nicoletta Fabbri, che è un'attrice di teatro. L'abbiamo letto nella versione precedente, è un romanzo degli anni 90 di Lidia Ravera che lei aveva inserito in un libro sulle sorelle, no? E quindi c'erano 3 romanzi brevi e uno era Sorelline, che poi è diventato La somma di due. Nel tuo lavoro tante morti, tante rinascite. Che cos'è per te rinascere? Ma nel lavoro è quasi così, è quasi superficiale dirlo, no? Cioè ci si dimentica di se stessi e si rinasce in un'altra persona, un altro personaggio, magari molto molto diverso da te, quindi ti devi un po' annullare per rinascere dentro qualcosa di diverso, di altro, no? Però è anche un percorso che serve per le tue rinascite interiori, perché ti confronti con aspetti della vita, emozioni, lati del carattere, insomma, sempre nuovi, per cui diventano un bagaglio che ti arricchisce e magari a volte proprio ti fa rinascere. Grazie a Marina Massironi, la vedremo fra poco alle 9 in Sala dei Conti. Buonasera. Buonasera.